Lo aveva promesso e lo ha fatto. In mattinata il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Scibiglia si è recato in sopralluogo a Venezia per incontrare i rappresentanti delle società calcistiche veneziane, visitare i campi sportivi del Lido di Venezia e poi anche a Pergestino e San Pietro in Volta, il territorio più martoriato dall'alta marea eccezionale del 12 novembre 2019. Un impegno che avevo preso come presidente della Lega Dilettanti all'indomani delle problematiche alluvionali che c'erano state. Sono contento di essere qui, di portare la solidarietà mia, della Lega Dilettanti, per quello che hanno sofferto e speriamo di poter dimenticare questo brutto periodo che ha riguardato il Covid. Cercheremo di alleviare le fatiche che queste società fanno, mi riferisco anche alla logistica, mi riferisco anche alle trasferte e quant'altro. Campionato nazionale dilettanti l'abbiamo portato a termine nonostante circa 500 recuperi, è stato completato a fine giugno e siamo ripartiti con il mese di luglio col beach soccer sulle spiagge, poi calcio femminile, calcio a 5, tutte le categorie regionali. Un incontro storico il cui grande tessitore è stato indubbiamente il numero uno del calcio veneto, il mestrino Beppi Ruzza. Come è ripartito il calcio in Veneto? È ripartito con qualche difficoltà, ma forse ha superato le previsioni positive. Le ha superate sicuramente nelle iscrizioni. Abbiamo avuto iscrizioni, nelle iscrizioni abbiamo avuto un trend positivo. Siamo un po' in difficoltà col tesseramento del settore giovanile che però stiamo lentamente ma con determinazione recuperando.